Care iscritte e cari iscritti, oggi il segretario Enrico Letta è a Trieste dalle 17:30 al gazebo di Piazza della Borsa e dalle 20:30 in Piazza San Marco Pordenone. La sua presenza nel nostro territorio è un orgoglio, ma è anche un importante segnale. 3 anni fa uscivamo da sconfitte dolorose e brucianti a livello nazionale e a livello regionale e molti già prefiguravano la fine del Partito Democratico. Molti ci spiegavano come quell'esperienza che tante e tanti di noi hanno contribuito a far nascere e crescere fosse giunta al termine. Oggi, a distanza di 3 anni, il Partito Democratico c'è, è ben presente, è stato fondamentale per costruire le coalizioni a sostegno dei nostri candidati sindaci, ma soprattutto è stato fondamentale per permettere al Paese di affrontare al meglio questa pandemia. Senza ricerca di consenso, senza usare le piazze per recuperare qualche voto, e ovviamente, soprattutto, ridando dignità, forza e credibilità alle istituzioni italiane in Europa. Quelle risorse che oggi incredibilmente sono diventate patrimonio di tutti, anche di chi gridavano euro fuori dall'Europa, sono risorse che arrivano perché il governo italiano, gli uomini e le donne del Partito Democratico si sono dimostrati in grado di ridare credibilità e forza in comunità europea al nostro Paese. Per utilizzare al meglio, per non utilizzarle solo alla ricerca del consenso o per premiare gli amici degli amici, servono però sindaci e amministratori locali competenti e capaci di avere come centrale l'interesse pubblico e la capacità di rilancio del territorio che non lasci nessuno indietro. Per questo, come Partito Democratico, avremo occasioni di confronto interno, avremo anche le agorà per tratteggiare ancora meglio proposte e progetti per l'Italia e la regione del futuro, ma mai come in questo momento, in questi 10 giorni, facciamo sentire tutti la nostra vicinanza di comunità politica ai nostri candidati, diamo ognuno per le proprie possibilità una grande mano ai nostri candidati sindaco, da Francesco Russo a Gianni Zanolin, a Susi Centis, a Enrico Garghetta, a tutti quei candidati e a tanti candidati consiglieri che si sono messi a disposizione delle loro comunità. Farlo significa dare un segnale fortissimo a questo governo di destra a traino Lega. Le elezioni sono aperte e contendibili, ma dipende anche dall'impegno di ognuna e di ognuno